L'idolatria di questi pezzi è venerata dalle signore con dei baci anche non solo sulle strade ma anche per terra, baciano per terra, come un rito antico della terra. La madre e il figlio, questo è un altro principio che si compie con la nascita, che è un fenomeno animista, che a Messina viene ricordato ancora ad agosto, e la nascita di Gesù è camuffata con la festa dell'Assunta e l'Assunzione in cielo. Però nella simbologia, nell'iconografia e nella idolatria della macchina che viene trasportata, che viene fatta roteare, è la rappresentazione della nascita dei bambini. La vara di Messina era un tempo animata da tanti bambini messi sopra la vara, quindi un'allusione alla nascita, è un concetto del mistero della nascita degli uomini, è un concetto animista, e quindi viene continuato con quest'altro fenomeno animista che è la morte. Gli uomini nascono e muoiono, e anche questo è un mistero della natura, viene considerato anche questo un mistero della natura. Qui abbiamo una luna piena il 6 di aprile, e tutte queste rappresentazioni non sono altro che la rappresentazione animista della vita di un uomo. E soprattutto della morte. La processione è finita qua, adesso le barrette verranno messe dentro la chiesa e conservate fino alla manifestazione del prossimo anno.